Passaggio di consegna al comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia. Dopo 4 anni il generale di brigata Giovanni Avitabile lascia la guida del comando per la frequenza della 73esima sessione di studio dell'Istituto Alti Studi della Difesa. Adesso dovrò fare un corso di qualche mese all'Istituto Alti Studi per la Difesa a Roma e diciamo che l'anno prossimo, più o meno nei primi mesi dell'anno prossimo, avrò un nuovo incarico, una nuova destinazione. Al suo posto subentra il generale Giovanni Salerno, 55 anni, calabrese di Castrovillari. Proviene dal Comando Generale di Roma, dove aveva assunto l'incarico di capo ufficio cooperazione internazionale, prima del quale aveva diretto comandi operativi in Campania e Sicilia, svolgendo importanti indagini nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio, indagini che lo avevano già portato lungo il territorio veneto. Proseguendo nel segno della continuità nella staffetta con il suo pari, dice: attenzione massima nel monitorare come si muove e si trasforma la ricchezza sul territorio, con in primis Venezia, che va protetta dalla criminalità mafiosa, tutelando al contempo l'economia sana. La lotta alla criminalità organizzata, che qui probabilmente può trovare una sua rappresentazione nell'infiltrazione del tessuto economico legale, può essere motivo di attenzione, è sicuramente motivo di attenzione da parte della Guardia di Finanza, così come di tutte le altre autorità, in primis l'autorità giudiziaria.